Giro Sardegna. Buonasera a tutti. Buonasera. Hello everyone and welcome. Allora, 30° anno, guarda, non è un caso, Tonino, abbiamo l'inno dei 30 anni. Questo è un applauso perché è meritato, So it's our 30th year and for the first time we have a song that was made for us. E insomma, 3 decenni meritano una novità. L'altro applauso è per Sofia, che non è traduttrice ma è co-presentatrice insieme a me per raccontare questa edizione. La prima volta in 17 anni che mi lasciano parlare in italiano e non in inglese. È vero, alla grande. Grande Sofia, Deus Ex Machina, Tonino Scarpitti, vieni tra noi subito, così, perché è giusto che ci racconti come nasce l'idea, ce lo passiamo questo messaggio, come nasce l'idea del giro e poi magari Sofia qualche altra curiosità. So we're gonna ask Tonino, how did the idea of Giro Sardegna even start? Non è stata un'idea, è stata una pazzia, nel senso che se avessi saputo quello che mi aspettava non lo avrei fatto, ve lo dico sinceramente. He said that it was genuinely not an idea, just a crazy action, that if he knew what was waiting for him, he would have never started. È una cosa che a me piace tantissimo perché vado in bicicletta da scarso, però ci vado anche io in bicicletta e all'epoca, 30 anni fa, non c'erano molti ciclisti che venivano in Sardegna perché la Sardegna non la conoscevano sotto questo aspetto. He says he mainly does it as a hobby, also because he does cycling too, even if he's pretty weak at it. And he said that 30 years ago, not a lot of people even went to Sardinia to cycle. Feci la prima Gran Fondo in Italia, venni in Sardegna tornai a casa e dissi: ma chi è che organizza le Gran Fondo in Sardegna? Ma no, per SPAI, ma non si vuole SPAI, nessuno faceva niente. Dico: ma allora lo faccio io, ma non sapevo manco che cos'era una gara. Il primo anno siamo stati ridicoli. Qui c'è Bertozzi che l'ha vinto, era una cosa, se lo facessi adesso mi arresterebbero, ma all'epoca si poteva fare. So he said that back then, the first time he ever cycled here, when he went back home, he was wondering who was organizing any types of races here, but no one was. So he decided to be the first, but he didn't know the first thing about how to organize a race, and the first one in fact was very messy, and he said that if he organized it today the same way as he did back then, he'd probably get arrested. Eravamo 60 persone, ma fu una cosa strepitosa. Dissi: ma io devo continuare, devo assolutamente continuare. Il secondo anno eravamo 124, il terzo anno 240 e mi sono innamorato del Giro Sardegna e quindi siamo qui dopo 30 anni. So he said the first year there were only 60 people, but he completely fell in love with it. So then he decided to keep on going, and slowly the numbers began to rise, and he decided to keep going till now. E insomma, questi sono un po' i racconti di quello che è stato, ma quello che è questa edizione è qualcosa di eclatante, da record, perché superiamo i 600 corridori in arrivo da tutto il mondo, 21 nazioni rappresentate, ci sono anche poi tante novità, giusto? Sì, tantissime. So it's honestly a new type of Giro because there are so many people that aren't actually Italian this year. I would know that very well, actually, being the translator for most of the time. And we have people from over 21 different countries. Grazie. Gli ingredienti del Giro Sardegna però sono anche la qualità eccelsa non solo dei tracciati ma soprattutto delle strutture alberghiere. Allora io chiamerei il direttore del villaggio Colostrai, Claudio Di Marino, per fare un saluto. La struttura apre per
per noi e si appresta a una stagione che, a detta degli addetti ai lavori, potrà veramente essere una stagione da record. Buonasera. So this is the director of the structure, and it's opening up just for us, and it's such a beautiful place, obviously. Anche Daniele Tirelli, direttore invece di Torre Salinas, quindi ricordo che sono 3 le strutture coinvolte in questa edizione del Giro. So, and then we also have Daniele Tirelli. Daniele Tirelli, which he is the organizer for the other hotel, Torre Salinas, and in total for Giro Sardegna this year we have 3 different structures. Bene, allora iniziamo da dove siamo, Villaggio Colostrai, un benvenuto intanto. Assolutamente sì, thank you, grazie, approfitto di te per dare a tutti un benvenuto, ringrazio l'organizzazione che ancora una volta ha scelto noi come sede per questo Giro di Sardegna. È chiaro che poi noi siamo a vostra disposizione. Io sono Claudio, Daniele, siamo i responsabili delle 2 strutture, quindi qualsiasi problema, spero che non ce ne siano tra l'altro, siamo a vostra disposizione. Vi ringrazio ancora per la fiducia. Speriamo di darvi i servizi che voi giustamente apprezzate. Grazie. So he'd like to give everyone a formal welcome, and he'd like to obviously thank you guys for coming, thank the organization, and he said that if there's any problems or if you need anything, not be afraid to contact either of them. Thank you very much. Non No solo problem. benvenuto, lo chiedo al direttore invece di Torre Salinas, insomma ci sono anche esigenze particolari per un corridore, ne cito una, intanto la bici in camera, non è una sciocchezza questa. È una figlia, una parte della famiglia mi sembra di capire, quindi cerchiamo di agevolarli in tutto e per tutto. Va bene. Okay, Ancora so un attimo. he asked about the bicycle inside of the room, especially in Torre Salinas, and the director responded by saying that it was basically, it's part of the family and it's basically like having a child. E vedi, e questo è ben apprezzato. Aggiungo anche la colazione alle 7 del mattino, garantita e certa per essere pronti a correre. Breakfast at Tutte e 2 7:30. strutture. E in tutte e 2 le strutture. Posso dire sì, a tutte le 3, perché c'è anche 4 muri, se non sbaglio, con alcuni corridori presenti. No, bene, allora le 2 strutture di Torre Salinas. Bene, allora grazie, ovviamente un in bocca al lupo per la stagione che sta arrivando. Bene, allora il Giro Sardegna in questa 30ª edizione è brandizzata con 2 enti, perché abbiamo, lo sapete, la prova UCI, quella che mette in palio 25 pass per il campionato del mondo di gravel, ma c'è un ente di promozione sportiva che ha creduto dall'inizio, pensate, sono 25 edizioni che l'Oxine ha deciso di agganciare il proprio brand al Giro Sardegna. Allora chiamerei Elisa Zoggia, responsabile nazionale dell'Oxine Ciclismo. Okay, so there are 2 different brands that are following Giro Sardegna this year. One of them obviously is UCI, but there has been one that has believing in Giro Sardegna for so long that they have been following us for 25 years, and that is Xine, and this is their representative. Per chi non mastica sport, Xine è acronimo di... Centri sportivi aziendali industriali, uno dei 1000 enti di promozione sportiva che l'Italia ci propone. Allora, che dire di questa partnership? Cosa dobbiamo dire? Intanto grande Tonino, perché è il pioniere di quello che oggi finalmente molti comuni in Italia riconoscono. Lo sport è turismo, lo sport fa conoscere i posti bellissimi che abbiamo in Italia e lo sport ci ha portati tutti nella bellissima Sardegna. So she's happy to say that sport is bringing us all together this year, and also it is a form of tourism, and thanks to Tonino, a lot of different places have finally begun to recognize that. E noi non potevamo fare altro che credere nel Giro di Sardegna, perché è quello che ci fa pedalare, è quello che ci fa divertire, ed è una delle 3 manifestazioni internazionali, e nel ciclismo su strada è la manifestazione internazionale che Xine porta avanti in questi anni.
So she said that Xain couldn't do anything else but support Giro Sardegna and Tonino's ideas, and it is one of the top 3 sports that they support and the top cyclism on road sport that they do support. Grazie, non so se vuole aggiungere qualcosa. Allora, partnership vincente sta con noi. Andiamo a chiudere quelli che sono i saluti iniziali con quella che è la responsabile logistica, ma insomma io posso dire Deus Ex Machina numero 2, sì, secondo me un po' sì, Cristina Concas, vedi, è questo, la dice tutta. Allora, io prima ho detto bici in camera, colazione alle 7, mi permetti di aggiungere eccezionalmente un pranzo allungato? Assolutamente sì, faremo mangiare anche i più ritardatari, quindi una come me che la superano anche le formiche, quindi cioè, se no non si mangia. Quindi no, ribadisco che potete portare le bici in camera, una cosa del tutto eccezionale perché sfido qualunque altro albergo a consentirvi questa cosa. Mi raccomando, non pulitela con gli asciugamani né con i copriletti perché saranno severissimi e vi addebiteranno il costo del lavaggio. Come è successo altri anni. Esatto. So this is Cristina Concas. She is another one of the staff members, main staff member, if not the second organizer by now. And she was telling us that finally, for one of the really first times, the lunches have been brought out longer, for a longer time, since a lot of times people who are really late on the road end up missing lunch. And she says that it is really rare, but you can finally bring your bicycles into your room, but to not try and clean them with towels or bed sheets, because it has happened to us before and they will fine you. Niente, confermo la colazione dalle 7 del mattino, il pranzo allungato. Chiaramente allungato si intende che quelli che arrivano tardissimo troveranno qualcosa di freddo, non aspettatevi chiaramente che vi possano servire la pasta o quant'altro. Niente, vi do il benvenuto in Sardegna, vi auguro a tutti una bellissima vacanza più che una bellissima pedalata, perché di questo si tratta. Niente, mi ha presentato Mauro dicendo la responsabile amministrativa, ma non è vero, quindi non contattate me, ok? Okay, so she'd like to say once again, breakfast is at 7:30 in both hotels. Also, lunch is extended, but at the same time, if you are really late, do not expect to have fresh pasta. They will give you something that is probably really cold by now, but it's the best we can do, obviously. She'd like to welcome you all to Giro Sardegna. Grazie allora Cristina Concas. Allora faccio decidere il patron, andiamo sul mini briefing o sulla presentazione delle squadre, perché qua sono tanti e c'è... Bene, allora andiamo sulla presentazione di quelle che sono le squadre, poi entreremo nel vivo di quelle che sono le 6 tappe più 1, dico per 2 perché c'è sempre il medio giro e il gran giro, c'è anche il tour, ci sono le Pink Flamingos, insomma gli ingredienti sono tanti, ma andiamo con ordine. Salutiamo, se possibile con un accompagnamento musicale, perché no, i nuovi arrivi di questa edizione, arrivano dagli States, li vedete, sono coloratissimi, la squadra della Vision Cast. Buonasera, venite qua e ovviamente con loro anche Max Lelli. Prego, tutti su, come da tradizione. To present a new entry, we have a lot of people from the United States with Max Lelli. I'm sure you've seen them. Siamo oltre 40. Vieni davanti. Non so come farò a passare. Sofia, vieni davanti. È un po' dura, mi hanno bloccato. Vieni, ce la facciamo, sì. Siamo in tanti. Scusa che faccio passare. Vieni. Eccoci qua. Mi hanno un po' bloccato. Da questa. Allora Max, che cosa hai detto a 40 americani per convincerli a venire in Sardegna?
Ma intanto è un grande piacere, ormai non so quanti giri ho fatto, ma sono contento di essere qua, siamo qua per divertirci. Il contatto è stato Randy Warren, che è un amico da tanti anni, che sono sempre venuti in 4-5 e poi quest'anno sono riusciti. C'è anche Robby Ventura, che è un ex professionista anche lui, che hanno fatto un po' il gruppo. Dov'è Robby? Ecco qua, accanto a me, e praticamente siamo contentissimi, soddisfatti. Cercheremo di dargli tutta l'organizzazione per sostenerli al Giro di Sardegna, che ci teniamo, non dico a vincerlo perché è impossibile, ma a far bene, ma più che altro divertirsi e godere delle bellezze sarde che sono uniche del mondo. Abbiamo recuperato Sofia alla fine, quello che hai sentito ci accontentiamo. I didn't get to hear much, to be honest, because there was a lot of noise. But what he asked was how did he manage to convince all these Americans to come to Sardinia? And he said that he wanted to bring them to show them the beauty and the roads that we have over here. Siccome il palco è grande, abbiamo pensato di chiamare anche la tua squadra per arricchire questo parterre. La squadra di Max Lelli, dov'è? C'è Alberto e Roa. So just because we wanted to fill the stage even more, we are adding the rest of the team of Max Lelli. La cosa più bella è che sono diventato nonno. He said the most beautiful thing is that he became a grandfather. Secondo me proverà la bici, cosa pensate? He hopes he'll start cycling too. Credo che mancherà pochissimo. Se non sbaglio, sei al via nella prova UCI Gravel, dico bene? Allora, intanto devo salvare la pelle in questa settimana, poi vediamo, dai. Ho portato la bici, però devo dire che insomma a 60 anni si recupera sempre peggio e vediamo. Anche perché, se non sbaglio, mi è arrivata notizia che Daniele Bertozzi, che ha vinto le prime 3 edizioni, l'anno passato fece la prova, non so Tonino nel caso se sbaglio dimmelo, fece la prova qui, si qualificò vice campione del mondo nella sua categoria. Okay, so first thing, he asked Max Lelli if he was going to be competing in gravel since he is technically signed up, but he said that first he has to try and survive these couple days with Giro and then he'll see if he will be competing, especially because after cycling for a long time it's harder to get back. And also we had a man that has been competing in Giro and won the first couple editions, that he was like Max Lelli, and last year he did end up cycling for the gravel and he ended up winning the World Cup for his division. E allora chiudiamo con gli obiettivi, divertirsi, però insomma siete tanti, quindi la statistica qualcosa la porterà fuori. L'obiettivo è divertirsi, poi vediamo, la strada sai com'è, no? Dunque, ho visto che c'è qualche ragazzo molto interessante che va forte, però Franz credo che sia un po' il favorito. E tornando su Daniele gli faccio complimenti perché Bertozzi comunque ha fatto tantissimi giri di Sardegna, tantissimi Gran Fondo, non so quante Gran Fondo ha fatto, e un applauso veramente a Daniele, grande Daniele. Okay, so he said that their main objectives obviously are to have fun and to cycle, and also he said that there are some promising people in his team that he thinks could possibly win, and also he wanted to thank once again Daniele Bertozzi. Bene, allora grazie, e insomma sarà modo di vederci ogni giorno, grazie alla Vision Quest, team americano per la prima volta al Giro Sardegna. First American team on Giro Sardegna. E allora abbiamo parlato di Daniele Bertozzi, allora perché non chiamare tutto il team del capitano? Le chiamiamo qua. Oltre a Bertozzi, vincitore dei primi 3 Giro Sardegna, riconoscete anche Maria Cristina Prati, se non sbaglio c'è? Sì. Eccola qua, che è anche lei plurivincitrice del Giro Sardegna. Buonasera a tutti. So since we were talking about Daniele Bertozzi, we're calling up his whole team. Che dire? Com'è andata l'anno scorso? Ma è andata bene, l'anno scorso ho avuto un po' di problemi, ho beccato un virus intestinale, però
però mi sono divertito ugualmente. Sono 30 anni ho partecipato quasi a tutti, i primi c'ero e non lo so, la Sardegna mi ha un po' stregato, infatti l'anno scorso così scherzando al bar del villaggio 2 anni fa, parlando con avevo detto che mi sarebbe piaciuto provare la gravel ma non avevo la bici e subito uno mi ha detto guarda io sono a Cotto, prendi la mia e quindi ho preso la bicicletta e ho vinto nella categoria, poi mi sono qualificato per il mondiale. Quanto ti sei preparato per questa prova mondiale? Ma diciamo che lo sforzo è come quello della bicicletta, quindi ho preparato la bicicletta e come sono tornato a casa dalla Sardegna 2 anni fa ho comprato la gravel perché non ce l'avevo proprio e ho cominciato a uscire, a alternare percorsi, cioè i giorni che non avevo voglia di stare in mezzo al traffico, la gravel è bella per quella, noi in Romagna abbiamo anche dei bei percorsi. Chi ci hai portato? E vai Sofì, prima con un po' di traduzione. Okay, so basically what he was saying, in short, because he didn't speak a lot, but is that he has done basically all of the 30 years of Giro Sardegna, and he was basically joking around saying that last year saying that he wanted to participate in the gravel, and then some guy that ended up not participating lended him the bike, and he ended up winning, and then had to go to the Worlds, and then ended up winning that too. Lascio chiedere a te chi ci ha portato in questa edizione. Vieni qui. Chi ci hai portato? Col microfono di Sofì così. Ma ho portato qui sulla mia sinistra la Maria Cristina Prati, anche lei ormai tanti anni che viene, ha vinto diverse volte in campo femminile sia l'assoluto sia nel Gran Giro che nel Medio Giro e quindi molti lo conoscono. So we asked him basically who did he bring with him, and the first person is Maria Cristina Prati, which has also been participating for a lot of Giro Sardegna. Poi seguendo abbiamo Domenico Storelli, debuttante al Giro perché ha sempre sentito parlare di questo gran divertimento, ne parliamo poi per settimane e lui incuriosito ha detto quest'altro anno vengo anch'io, anche facilitato dal fatto che a lui piace molto la gravel, quindi ha collegato Giro di Sardegna con la prova gravel. Okay, then we have Domenico. It's his debut year for Giro Sardegna. He always heard about how fun it was and decided to finally give it a try, also because he does love to gravel, and so he mixed up the two things and ended up coming over to Giro Sardegna. Poi abbiamo Luca che nonostante i notevoli sforzi per liberarsi dal lavoro è voluto essere presente e alla seconda edizione qui al Giro di Sardegna, l'altra volta si era divertito tantissimo e non è potuto mancare. Then we have Luca, who had to struggle a lot to try and get out of work, but he ended up making it here. It's his second year. Since last year he had so much fun. Poi abbiamo Giovanni, uno dei nostri giovani del gruppo, che l'anno scorso in Sardegna è veramente andato molto forte e allora vuole riprovare se è la magia, se è lui che è migliorato, è proprio l'aria della Sardegna che lo manda forte. Then we have Giovanni, who's also another really young person in the group, and he had so much fun last year that he decided to try again this year. Poi c'è Andrea, che è già la terza volta che viene in Sardegna. Lui nella sua categoria ha sempre fatto molto bene, ha addirittura anche vinto la categoria nel Medio Giro e anche quest'anno prova di fare 3 su 3. So then we have Daniele, who also participated a couple of times in Giro Sardegna. Last year he ended up winning his division and he's hoping to do the same this year as well. Grazie team del capitano. Bene.
Bene, allora andiamo avanti, le squadre di fatto non sono tantissime, quindi ci concediamo questo passaggio per conoscere un po' meglio i corridori. Tanti risultati sportivi, insomma, gli anni passati l'abbiamo raccontato con i comunicati, con gli speciali di tappa che ci saranno anche quest'anno. Sapete chi sono? I portacolori della Sanetti Sport Grisù. Dove sono? Ci sono? Li abbiamo? Non ci sono, va bene, insomma, dove mi dicono che figura anche Pen Antigone, quindi insomma capiamo che ci sarà filo da torcere. Stanno già provando probabilmente, sì, So proprio così. we did call up Sanetti's group, but they are not here right now. E allora chiamiamo Stefano Arigoni con i suoi 5 della TCT. Li abbiamo? Sì, venite. Eccoli qua, e io mi ricordo di loro. So next up we're calling the TCT group. Ciao. Buonasera a tutti, qualche viso lo riconosco, qualcun altro è nuovo, raccontaci un po'. Niente, siamo tornati già da 2 anni, siamo venuti e speriamo quest'anno di ripeterci e niente, ringraziamo voi, l'organizzazione, tutti e vediamo un po' come andrà. Di ripeterci, e poi ti dico questo, perché avete vinto. L'anno scorso è andata bene, siamo stati fortunati. So they're happy to be here again, and they're trying to repeat history, as he said. And when they were asked if repeating was because they won last year, he said they just did good. Allora, chi ci hai portato? Raccontaci un po'. Allora, dall'anno scorso sempre io, Daniel e Francesco. So those three are the same people that were here last year. Invece quest'anno nuovi Christian e Ivan. And the other two are the new entries for the year. Allora, chiedo a Christian cosa ti hanno detto di questo Giro Sardegna, cosa hai visto anche dalle immagini, dal racconto della gara. No, mi hanno detto che era bellissimo, che era un'esperienza da fare e mi hanno detto che non si faceva fatica, ma io non ci credo. Vediamo domani. Quindi solo pretattica oppure ci dice anche qualcosa di caratteristiche di questi corridori? No, solo lasciamo la sorpresa. Va bene, lo scopriremo a partire da domani, che ricordo potrebbe già essere una delle tappe decisive. Okay, so he asked one of the new entries about what he was expecting and in general stuff about Giro Sardegna. He said that the others told him it was going to be easy, but he doesn't really believe that. And when asking the captain if he wanted to share some tactical things about the new people, he answered saying that it was better to just know the names for now. Allora, grazie alla DCT, a domani sulle strade di Muravera, Villa Simius e tanto altro. Allora, mi dicono che intanto è arrivata la squadra di Sanetti Sport Grisù, ma aspettiamo ancora un po' perché forse si stanno preparando. Molto bene, sono ancora in attesa di ricevere i pacchi gara. E allora andiamo alla squadra di Mark Brown, la Crystal Palace. Loro sono un gruppo di triatleti al loro terzo anno al Giro Sardegna. Mark è arrivato tra l'altro secondo di categoria l'anno passato. Abbiamo la squadra del Crystal Palace, c'è qualcuno? Is Crystal Intanto, Palace vai. here? So we're calling up the Crystal Palace group, who are triatleti, three capiamo. athletes. Non so come si dice. We don't think they're here, non ci sono. Bene, allora, intanto provo a mettere a posto un po' la voce per farmi sentire un po' di più. Le novità di questa edizione sono tante, l'abbiamo detto, sono diverse, ma io saluterei Giovanni Aironi che con il suo comitato degli ingegneri ha deciso di imbastire qui in Sardegna, pensate, il campionato italiano degli ingegneri. Ci sono gli ingegneri? Forse no, e quindi avremo modo di conoscerli nei giorni successivi. Qual è la tappa? Tutte
solo la prima vale, quindi la gara di domani vale per eleggere il campione italiano degli ingegneri. Insomma, questo significa che il giro accende anche l'attenzione delle associazioni di categoria. So there is another group that we tried calling up. They're also not here. That for the race of tomorrow, they're going to be elected and selected based on their results. Bene, Sanetti Sport Grisù starà arrivando a questo punto, perché manca pochissimo. Allora, li chiamiamo? No, si stanno vestendo. Sai chi chiamiamo? Le Pink Flamingos! Eccole qua, qui l'applauso è ancora più sostenuto. Ciao a tutte. E mi dicono che tra l'altro il giro delle Pink Flamingos, che arriverà tra qualche settimana, dedicato al femminile, si ingrandisce anche questo. Ma voi qui siete per pedalare. So these are the Pink Flamingos who are going to be soon doing a tour around Sardinia that's also been getting bigger since recently. It's not their first year, obviously, and they're also here to cycle. Qua ora c'è solo un piccolo gruppo, ma in realtà siamo quasi una ventina. A breve rifaremo il tour delle oncologie sarde, quindi con partenza da Cagliari toccheremo 7 oncologie diverse per portare un messaggio di speranza e di rinascita. Alcune di noi hanno incontrato la malattia, insomma, anziché decidere di sopravvivere, hanno deciso di vivere, che è ben diverso. La differenza può essere chiaramente a tutti, scusando il gioco di parole. So the people who you see here are only a small group. Technically they are about 20 people, and soon they will be starting their tours around the hospitals that treat cancer patients. A lot of people have in the group have met this illness, and a lot of people have been really close to someone who has. Allora, il messaggio in strada lo darete a partire da domani. Me lo regalate un messaggio, una alla volta? Dai, un messaggio, uno qualunque. Dai, siete felici di essere qua, quello che vuoi. Siamo felicissimi di condividere con voi questa esperienza. È l'unica che farà la prova gravel, piuttosto. Attenzione, la prova qui sia gravel. Almeno nome e cognome, dai, nome di ognuna, dai. Paola. Diana. Elisabetta. Lucia. Anna. So those were their names, and they're happy to cycle with you guys. Complimenti, vuoi aggiungere qualcosa sulle Pink Flamingos? Che vi stresseremo tutta la settimana chiedendovi di comprare la nostra maglietta per aiutarci a sostenere il nostro progetto, che quest'anno prevede la donazione di una palestra per i bambini affetti da leucemie. L'unico polo che li cura in tutta la Sardegna sta a Cagliari. Dopo aver contattato la primaria del reparto di oncologia medica pediatrica, ci ha chiesto di allestire una palestra per bambini, perché sembra una sciocchezza, ma lei stessa mi ha fatto capire che per i piccoli l'incontro-scontro con la malattia è ben diverso. I bimbi non pensano mai di essere sopraffatti dalla malattia, pensano di farcela sempre, e per loro è fondamentale non cambiare la loro fisicità. Quindi poter avere una palestra dove ci sono magari noi pensavamo di donare delle bici da camera e allestirle con dei pesetti, insomma dell'attrezzatura varia, li porterebbe, cioè non li farebbe distaccare tanto dalla realtà, perché a differenza degli adulti, i bambini e i ragazzi devono sopportare un percorso che li vede ricoverati per 6-7 mesi. Questo è molto importante. Per chiunque di voi vorrà aiutarci a sostenere questo progetto, vi ringrazio in anticipo. Hai una mezz'oretta, ma provaci. I will be summing that up because that was quite a little bit too long for me to keep up with. But basically their objective for this year is
they're going to be stressing you guys a lot throughout the days to try and buy their really beautiful shirts, if I do say so myself. And their objective is to gather up this money and buy a gym for the children that are being treated for leukemia in Sardinia, because that's what the nurses in Sardinia are asking for, to keep them happy and in good health. And also, they're going to be mainly buying bicycles that they can keep in their rooms. Bravissima, dai, fatemelo dire, che non era per niente facile. Quindi da regolamento o si compra la maglietta o si impara a memoria l'inno, giusto? Assolutamente, quest'anno è stato creato un inno per il Giro di Sardegna. Avete esattamente 6 giorni per impararlo, perché l'ultimo giorno lo canteremo tutti insieme, sappiatelo. Ma vedrai che a breve lo sentiremo con le braccia alzate. Pink Flamingos, grazie, a domani sulle strade dell'isola. Ora sì, ne sono convinto perché li vedo, abbiamo la Sanetti Sport Grisù. Sanetti Sport Grisù, vedo Michelle Haydes, vedo Payne, venite qui, ciao a tutti. Raddoppiati, forse anche qualcosa di più, o sbaglio? Ciao. Ci stiamo? Sì. Payne, vieni qua, inizio da te, dai. Come possiamo noi iniziare da te? Quante edizioni sono? È la quinta, penso, è la quinta. Come mai così tante? Ma perché la Sardegna io la amo e ogni anno veniamo e we enjoy it, you know. It's her 5th year in Giro Sardegna, and she keeps coming back because she loves Sardinia so much and really enjoys Giro Sardegna. Sono state edizioni, lo possiamo dire, assolutamente dominate da te, perché tu hai sempre detto io vado e mi metto in competizione con tutti, che siano donne o che siano, non mi fermo, giusto così? È vero, perché mi piace, io vengo qui per vincere, allora faccio il mio meglio. Vediamo quest'anno perché è diverso, siamo solo donne, vediamo come andrà. Così. Bene. So she likes to compete basically with everyone, and she wants to have fun. I come to win, but we'll see how it goes this year because we are a peloton of women. So we're racing separately, so we'll see how it goes. It's the first year. Okay. Bene, l'abbiamo, diciamo, di rimbalzo tradotto più volte. Vado da Michelle. Michelle, vieni, perché insomma anche tu sei stato tra i protagonisti di queste edizioni, sempre nelle posizioni di vertice. So he's saying that you've always been one of the protagonists of Giro Sardegna. Yes. Well, yes, but in another life when I was young. Now, normally I'm doing the Gregario for my wife, and unfortunately this year I have to do my own Gregario, so I'm just gonna have fun and enjoy the race, and that's it. Dice di sì, però in una vita dove era più giovane e di solito era abituata a fare il gregario per sua moglie, però quest'anno se lo deve fare da solo. Quindi quest'anno gli obiettivi sono un po' diversi, un po' più in alto? So this year the objectives are different. Are they a little bit higher? Well, when I race for her, I race for her. When I race for me, I race for me. So Dice we see what happens. Quando gareggia per lei, quando gareggia per lui, gareggia per lui, e che vedremo cosa succederà. E lo vediamo, insomma. Grazie Michelle. Chi ci presenta un po' il team? Allora, quest'anno mi sono impegnato ancora di più, ho reso la partecipazione al Giro di Sardegna per il suo 30° anniversario ancora più internazionale. Ho portato 2 miei colleghi poliziotti dalla Spagna, Pablo e Quique, che erano con me ai mondiali in America di forze armate che ho vinto,
e è nata un'amicizia e ho approfittato e li ho portati in Italia. Poi c'è il mio caro amico che ho conosciuto nel 2017 in Alburg ai Mondiali UCI dal Messico, Garcia Xavier, categoria M8, campione nazionale e vice campione panamericano sia di cronometro che su strada. E vederlo qua ultra sessantenne, ancora con voglia di correre e partecipare, per chi piace lo sport come me, è un onore. So he said that this year he's trying to make Giro Sardegna even more international. So he brought 2 people from Spain and then one of his friends from Mexico. Poi quest'anno, dato che le donne partono insieme, ho voluto portare 2 ragazze con la nuova entry di quest'anno, Chiara Provini, che affiancherà Antigone, che l'ha sempre desiderato da anni, e sono riuscito a fare questo regalo. E poi abbiamo un giovanotto che mi darà una mano per il Gran Giro, Lorenzo, e poi abbiamo il gruppo dei veterani con Claudio Crosa, campione nazionale, e Drago che c'era anche l'altro anno e che si è aiutato a vincere come squadra, e quest'anno c'è il nuovo inserimento con Giovanni Portu, che è un bel pedalatore e spero che faccia bene. Ahimè abbiamo avuto un'assenza. Doveva venire l'ex professionista Pollonio, ma ha avuto un lutto in casa l'altra notte e ha dovuto dare forfait proprio all'ultimo. E non è arrivato, ma è qui un altro ex professionista, il belga Kenneth. Eccolo! Che è arrivato. È una delle punte per quanto riguarda l'M5 del Gran Giro. Vuoi dire qualcosa, Marco? No, niente, sono appena arrivato, ho problemi con la macchina, ma sono contento di essere qua. Ok. So he was just briefly introducing the new entries and also all the veterans from his team. Allora, obiettivi? Obiettivi come tutti gli anni. Io personalmente cercare di fare la top 5 nonostante ogni anno sono più vecchio. Puntare a vincere la categoria, ma quest'anno nella squadra abbiamo molte frecce per vincere ognuno la propria categoria e spero di portare più maglie a casa possibile, e qualche bella vittoria assoluta di tappa, però giustamente abbiamo già una garanzia che è Antigone, e per le cronometro abbiamo qua Michele che è una moto. Bene, un po' di pressione insomma, ma va bene così. So he was asked his objective for this year. His personal one is to be in top 5, even though he is getting older, and also trying and win different categories between the team, even though he said that the one sure thing is Antigone, that's for him gonna win the category once again. Bene, allora grazie, e allora anche per voi insomma ci vediamo in strada, la Sanetti Sport Grisù, grazie. Grazie ancora. E allora, le squadre le abbiamo dette tutte? Direi di sì, e allora entriamo in quello che di fatto diventa un briefing, un pre-briefing, un pre-gara. Quindi Tonino, c'è da riprendere la scena perché riassumo 2 cose, come al solito lo sapete. Ah, sono arrivati gli ingegneri, che facciamo? Ingegneri, ai ingegneri non possiamo dire di no. Eccoci qua. Siete tutti? Sì, solo tu in rappresentanza? Ok. Allora, vieni. Sono sparsi nel pubblico. Ma la prima curiosità è come nasce l'idea di dare qui un titolo italiano? Allora, il campionato nazionale ingegneri si articola su vari sport. Noi dobbiamo ringraziare il padrone di casa che ci ha ospitato in questa stupenda manifestazione, in questa cornice veramente meravigliosa. Ringrazio ancora davanti a tutti Tonino che ci ha dato questa possibilità. Il campionato quest'anno è organizzato dalla provincia di Nuoro, quindi i ciclisti correranno a Nuoro. Successivamente ogni anno c'è è itinerante come lo è il Giro Sardegna. Ringrazio i colleghi che sono qui presenti, ringrazio tutti voi che partecipate al giro completo, auguro a tutti buon giro. Grazie a tutti. Grazie. I'm going to keep it brief because I see a lot of people are getting a little fed up, but in general they are engineers that are getting titles through the race of tomorrow.
Attenzione, puoi avvisare che stiamo dando le indicazioni della gara a partire da domani, quindi andiamo avanti così, non fa niente. Bene, allora. Let's get to the briefing portion of today. Bene. Allora, mi ero preparato un discorso che durava 1 ora e mezza, però ve lo risparmio. He initially wanted to give a speech for about an hour and a half, but he's going to cut it short. Anche perché devo dire l'unica cosa veramente importante che però parlando con le persone ho scoperto è che nonostante io faccia mandare gli avvisi via mail e pubblicare sul sito, nessuno li legge oppure li leggono in pochissimi. So he wanted to say that even though he tries and stresses to send information through emails, the people who actually read them are slim to none. Quindi l'unica cosa veramente importante è che domani mattina partiamo alle 8:45 il medio giro, tutti quelli del medio giro, e alle 9 tutti quelli del gran giro, per cui se qualcuno, come me l'hanno detto, almeno un 6 a 7, io arrivo ai 50 devo partire, se lui arriva alle 8:50 ci avrà già 5 minuti di ritardo perché gli altri sono partiti alle 8:45. Okay, so the really important thing is that tomorrow the Medio Giro is going to start at 8:45 and the Gran Giro is going to start at 9, and if you are late, you will be starting with a late time. There is no way to fix that. Per il resto vi dirò qualche cosa domani mattina. L'unica cosa che vi dico adesso è che sto festeggiando il 30° anno. Vorrei festeggiare anche il 60°, il doppio. Ho fatto un po' di calcoli. Tra 30 anni ci avrò solo 107 anni, quindi io ci sarò. Mi auguro che ci siate anche voi. So the rest of the information he will be giving tomorrow before you start, and he is celebrating the 30th year. He hopes to get to 60, but he'll be around 107 years old, so he's going to be here. He hopes you will too. Lo scopo è fare una bella vacanza e quindi da domani speriamo di farla tutti quanti, una vacanza facendo uno sport che ci piace, quindi ceniamo stasera e domani mattina pronti allo schieramento di partenza, vi dirò qualche cosa domani mattina e poi si parte, ok? Grazie per essere qui a tutti quanti voi. Okay, so same thing, important information about the race is going to be given tomorrow before you start, so just have dinner and get a good night's sleep. Thank you for your attention. Bene, insomma, grazie ancora. Riassumo solo che sono 6 tappe, sono 400 nel medio giro, 5:38, perché? Perché stiamo registrando, e vi ricordo la partnership stasera in prima visione su Directa Sport, la presentazione del giro e poi gli speciali di tappa, ma l'appetito incombe perché evidentemente c'è un calo di calorie. A domani con la prima tappa del Giro Sardegna 2026. Ciao a tutti! Yeah! Giro Sardegna!